Un plico automatico al posto delle tradizionali buste contenenti le prove di maturità. E questa è la novità degli esami di Stato 2012, una rivoluzione per il nostro Paese che proverà la trasmissione telematica delle tracce delle prove scritte degli esami di Stato. Niente più trasferimento in cassaforte, a scuola stessa o alla più vicina caserma dei carabinieri o al posto di polizia per evitare guai. E niente più agenti a scuola con le prove di maturità la mattina degli esami. Il via alle prove mercoledì 20 giugno con la prova di italiano uguale per tutti gli indirizzi, cui farà seguito il 21 la seconda prova scritta, versione di greco al classico e il compito di matematica allo scientifico, che saranno inviate via internet alle scuole. Saranno quasi 5.000 gli studenti agrigentini interessati agli esami. Già nominate le commissioni d'esame. Mancano adesso gli ultimi giorni alla chiusura dell'anno scolastico e poco meno di 2 settimane all'inizio della prova scritta. E vediamo come si stanno preparando gli studenti. Siamo andati al professionale Fermi. Sto preparando la mappa concettuale e gli argomenti che sono italiano, tecnica, sistemi, matematica e storia. Ho preparato la mappa concettuale con la tesina, sono con le varie materie, sistemi, elettrotecnica, storia, italiano e educazione fisica. Temi un po' le prove? Sì, sono molto emozionato e speriamo che vada tutto bene. Avete già completato la programmazione di quest'anno e quindi ti stai già preparando per gli esami di Stato? Sì, ci stiamo preparando la mappa concettuale che è già quasi al termine e aspettiamo che vengano a fare gli iscritti. Ma come la stai vivendo per ora? Sei nervoso, ansioso? Molto ansioso. Studenti che, conseguita la maturità, avranno maggiori possibilità di inserimento nel mondo del lavoro grazie all'offerta formativa degli indirizzi professionali. Sicuramente saranno molto importanti perché i ragazzi hanno avuto un modo di verificare sul campo le esperienze didattiche e gli aspetti formativi che noi come scuola diamo. Ultimamente, per esempio, i nostri alunni sono stati in Portogallo, hanno fatto uno stage con una ditta specializzata nell'ambito del fotovoltaico che è stato sicuramente molto interessante e istruttivo allo stesso tempo. C'è molta ansia tra i banchi di scuola? Sicuramente c'è molta ansia, i ragazzi incominciano a sentire l'avvicinarsi dell'esame, sentono di dover eseguire delle prove che conseguiscono la maturità, ognuno per le proprie specializzazioni e diventa una prova molto impegnativa.